Questa trasmissione è offerta da Lignano Sabbiadoro Gestioni. Buonasera e benvenuti a Lignano Sabbiadoro. Ci troviamo in piazza Fontana, alle spalle questo splendido albero di Natale alto più di 15 metri per questa nuova edizione di Lignano da Mare, un'edizione in piena sicurezza. Vedete dove mi trovo? In un varco che porta proprio all'ingresso della parte enogastronomica di questa iniziativa natalizia. Ci sono i tornelli proprio per il controllo del Green Pass, quindi la validazione del Green Pass che facciamo in diretta. Se riesco a trovare il Green Pass, perché sono anche ibridata con la regia, ma ce la faremo, questo è il bello della diretta. Eccolo qua, questo è il mio Green Pass. Adesso proviamo proprio a vedere come ci si deve validare col Green Pass. Siamo a posto, adesso io entro, quindi questo è l'ingresso, mentre quella è l'uscita. Uno può entrare tranquillamente e naturalmente ha accesso fino all'altro varco, però può anche uscire di qua, vero? Esatto, ci sono i due tornelli che verificano il Green Pass, poi hanno tutta l'area e ci sono altre due entrate e uscite dall'altra parte, quindi abbastanza, sì, bene. Complimenti per il lavoro che fate, perché c'è tanta gente ancora che naturalmente sta entrando tutti con il Green Pass e con la mascherina addosso. Questa è la parte enogastronomica, il villaggio di Natale, il villaggio del gusto si chiama, dove trovate tutte le casette allestite, prodotti enogastronomici tipici, dolci, salati, carne, pesce, trovate un po' di tutto, ma trovate anche articoli artigianali, di piccolo artigianato per fare dei regali natalizi. Questa è Lignano da Mare, la novità di quest'anno è che ci sono ancora più casette verso anche Terrazza Mare e poi naturalmente vi faremo vedere anche il presepe e poi naturalmente andremo anche a farvi vedere il villaggio di Natale che quest'anno è ancora pieno di luci e tanti giochi per i bambini, oltre alla pista di patinaggio che si trova di fronte al Duomo di Lignano Sabbiadoro. Io e Paolo Bassi stiamo passeggiando per farvi vedere come è estesa questa zona di Lignano da Mare fino ad arrivare alla zona di Terrazza Mare, dove ci sono altre casette, ma noi abbiamo seguito anche l'inaugurazione di questa Lignano da Mare che si è tenuta lo scorso sabato. Naturalmente tante le autorità presenti, anche l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, che ha voluto naturalmente valorizzare il lavoro dell'amministrazione comunale ma anche della Lignano Sabbiadoro Gestioni. Allora sentiamo l'intervista all'assessore regionale Sergio Emidio Bini, poi proseguiamo e andremo a sentire altri protagonisti di questa edizione di Lignano da Mare. Lignano tutta illuminata, sempre più bella. Beh, una Lignano sempre più partecipata. Guardate, oggi abbiamo inaugurato in un periodo comunque non semplice questa manifestazione.
c'è una partecipazione ricchissima di persone, mi dicono che in questo weekend ci sono anche proprio venuti giù per l'inaugurazione anche moltissimi austriaci, quindi un Alignano che sta in questi anni, in questo periodo, crescendo in maniera importantissima. Si stanno facendo degli investimenti non solo immobiliari ma anche in tutti quelli che sono i servizi complementari per i nostri turisti. Un complimento va fatto senza ombra di dubbio al sindaco e alla sua squadra per come sta gestendo la comunità, ma un complimento mi permetto di farlo anche alla Lisagest, a Manuel Rodeano, perché insomma si è trovato a dover gestire una carica in un ente in un periodo assolutamente difficile, quindi bravi per quello che state facendo, complimenti. Promoturismo presente, anche questo è un modo per promuovere la regione e anche la stagione sciistica. Sì, promoturismo presente a Lignano a questa manifestazione, promoturismo che in questa manifestazione andrà a promuovere e a vendere anche gli ski pass della montagna. Io l'avevo chiesto fin dall'inizio, voglio una regione unita, dei territori uniti messi in rete e lo stanno facendo in maniera egregia. E poi insomma promoturismo che è una struttura fatta con i legni di Vaia, della tempesta Vaia, quindi una dimostrazione ancora una volta di quanto la nostra comunità è unita, quanto la nostra comunità è solidale. Avete sentito Sergio Emidio Bini, le sue parole nel corso dell'inaugurazione che si è tenuta lo scorso weekend. Ci siamo spostati per farvi vedere anche quella che è la zona, diciamo, delle casette con prodotti artigianali, ecco, per valorizzare anche quello che è il lavoro degli artigiani della nostra regione, ma per farvi vedere anche questa zona di Lignano Sabbiadoro che è vicino a Terrazza Mare, anche questa molto molto illuminata. Ne parliamo con il sindaco Luca Fanotto. Nell'intervista insomma è stato valorizzato il lavoro sia dell'amministrazione comunale da parte dell'assessore regionale Bini, ma anche della Lignano Sabbiadoro Gestioni. Assolutamente, diciamo che abbiamo voluto dopo insomma 2 anni di stop riprendere il Natale da mare e riprenderlo penso anche in grande stile, cercando di lanciare un po' il cuore al di là dell'ostacolo, nonostante le limitazioni determinate appunto dalla zona gialla, ma ci abbiamo creduto e questo penso sia il risultato anche importante in termini di affluenza di pubblico, soprattutto oggi insomma, che era una bellissima giornata. Le attività sono tante, adesso siamo al centro del villaggio del gusto, quest'anno abbiamo cercato di addobbare praticamente tutta Lignano con un progetto di luminarie curato nei minimi dettagli che va dalla località di Riviera per poi passare attraverso Pineta e arrivare fino a Sabbiadoro, ma allo stesso tempo abbiamo anche cercato di dedicare spazio ai bambini e infatti c'è un'area completamente dedicata a loro, alle loro attività, dove sono state montate delle giostre, una pista di pattinaggio su ghiaccio e c'è il villaggio di Babbo Natale, quindi si potrà anche consegnare la propria letterina con i propri desideri, le proprie speranze a Babbo Natale ed è di fronte all'uomo di Sabbiadoro. Poi andremo anche là, intanto il nostro Paolo Basi sta riprendendo questo pupazzo che è gettonatissimo, vediamo che tante persone stanno facendo foto, selfie, quindi i social network saranno davvero arricchiti da tutte le immagini di Lignano da mare, ma stiamo mandando in onda, grazie alla regia di Francesco Snidro, le immagini con drone di questa Lignano dall'alto, che già dall'ingresso si vede un'illuminazione incredibile, ancora maggiore rispetto agli anni scorsi, una luce che vuole dare speranza dopo questo difficile periodo legato alla pandemia. Sì, sicuramente l'inverno e il Natale è un momento nel quale la comunità di Lignano si raccoglie e si dedica alla solidarietà e agli altri rispetto alle fatiche che ha dovuto sopportare durante la stagione estiva. Però è un momento a nostro avviso anche per fare promozione turistica, perché il mare d'inverno è anche un posto
diciamo molto stimato e che richiede insomma la volontà delle persone di raggiungerlo, no? Quindi abbiamo cercato di investire in termini di promozione sul nostro territorio e molte in questi ultimi anni, da quando organizziamo questo tipo di manifestazione, molte sono, dicevo, anche le attività produttive che hanno deciso di aprire, di collaborare con l'amministrazione comunale per poter riuscire proprio ad erogare una serie di servizi che vadano incontro alle esigenze e alle aspettative dei nostri ospiti. E infatti molti sono anche i turisti stranieri in questo momento, soprattutto provenienti dall'Austria. Quindi penso che sia anche questo un motivo di orgoglio per la nostra località, cercare insomma di erogare servizi non solo durante il periodo estivo ma tutto l'anno, perché noi ci dobbiamo posizionare sul mercato per essere sempre più competitivi anche con altre realtà a noi concorrenti e penso insomma attrattivi in termini proprio generali, tanto che anche nei confronti della montagna abbiamo stretto una sinergia importante per il tramite di Promoturismo FVG, che ha una propria casetta e nella quale è possibile acquistare gli ski pass ma anche utilizzare tutto il materiale legato alla conoscenza e alla promozione dell'intero territorio della nostra regione. Questo proprio per fare sinergia dal mare alla montagna e non solo. Manuel Rodeano, presidente del Legnano Sabbiadoro Gestioni. Siamo in questa zona, diciamo, centrale, perché c'è vicino alla terrazza mare, c'è il mare vicino e c'è anche il presepe di sabbia che poi andremo a presentarvi. Che significato ha anche per il Legnano Sabbiadoro Gestioni questo investimento di luci, di addobbi natalizi in questo inverno che vediamo comunque vediamo Lignano davvero con tanto afflusso di gente? Per Lignano Sabbiadoro Gestioni è fondamentale, la società è una società a capitale pubblico e privato e chiaramente oltre alla gestione dell'arenile cerca tutte le opportunità per fare sinergia con gli operatori, con le associazioni, con i consorzi per il rilancio di Lignano. Quindi questa occasione che ci è stata data come diciamo organizzatori del Villaggio del Gusto, del Villaggio di Babbo Natale, l'abbiamo colta dopo la pausa forzata dell'anno scorso, impegnandoci ancor più e come si dice mettendo tutta la carne sul fuoco che si poteva, sempre con un occhio alla sicurezza prima di tutto, per offrire a tutti quanti i nostri visitatori, turisti che arrivano, come è stato detto, anche dall'estero, la possibilità di passare delle ore, delle giornate in serenità, ma con la certezza di non trovarsi poi in situazioni non piacevoli. Per cui l'area è perimetrata, abbiamo posizionato dei tornelli con lettore di codice QR, quindi il Green Pass viene visionato automaticamente e quindi ci sono tutte le misure di sicurezza e di profilassi, c'è la cartellonistica e le cose le abbiamo fatte per bene e abbiamo avuto grandi apprezzamenti su questa cosa. E naturalmente tutti con mascherina e tutti muniti di Green Pass, perché abbiamo proprio in diretta aperto questa trasmissione con l'ingresso attraverso il tornello, attraverso il Green Pass. Noi dobbiamo andare in pubblicità, Manuel però rimani qui con noi perché dobbiamo farvi vedere anche il villaggio di Babbo Natale, il villaggio del Natale e non solo, quindi rimanete su Telefriuli. Eccoci qua di nuovo assieme, Lignano da Mare in diretta da Lignano Sabbiadoro, proprio per farvi vedere quelle che sono le iniziative natalizie legate a questa manifestazione che dura da un bel po' di anni. Manuel, quest'anno però appunto avete voluto distribuirlo in un altro modo, proprio per far vedere anche il presepe, perché così siete più vicini al presepe, ma anche il mare, terrazza mare, anche per fruire di terrazza mare, dei servizi. Sì, quest'anno rispetto al 2019 sono più che raddoppiate come numero, sono disposte in un percorso a L che parte da Piazza Fontana, arriva davanti a Terrazza Mare
svolta a destra e termina praticamente davanti all'ingresso del presepe di sabbia, quindi un percorso ideale che porta direttamente in spiaggia, perché il presepe è allestito direttamente sull'arenile. Sono circa 40 e oltre all'enogastronomia abbiamo anche l'oggettistica natalizia. Espositori o esercenti sono alcuni titolari di pubblici esercizi lignanesi e poi anche espositori che vengono da fuori regione, anche da fuori nazione. Abbiamo uno stand austriaco, uno stand che offre prodotti spagnoli, per cui ce n'è per tutti quanti i gusti per trascorrere una giornata veramente senza pensieri. Io mi sposto da questa parte dove c'è questo arco pieno di luci per parlare con l'assessore al turismo Massimo Brini, perché tu di Natale ne hai vissuti tanti qui a Lignano, di Lignano da Mare, ma questo forse è quello più bello, quello più luminoso, più ricco di cose, perché insomma vediamo tante casette ma soprattutto tanti addobbi natalizi che proprio creano un'atmosfera ancora più suggestiva. Sì, l'avevamo già pensato lo scorso anno, quello di modificare un po' quello che era il villaggio del gusto, il villaggio proprio di tutti i prodotti degli artigiani e avevamo imbastito anche l'idea del villaggio di Babbo Natale, solo che poi purtroppo non siamo riusciti a realizzare tutti quelli che erano i nostri obiettivi e con qualche risparmio dello scorso anno quest'anno abbiamo proprio preso la rincorsa per organizzare, spero al meglio, un villaggio che comunque è graditissimo da tutti i turisti che sono venuti. Quest'anno è il primo anno che non sentiamo neanche una critica, per cui siamo veramente non chiamarle contenti. però perché è ancora l'inizio. Ma a parte quello, oggi poi si sta bene, è una bella atmosfera, non fa neanche freddo, quindi voglio dire uno la vive anche in maniera tranquilla e comoda, perché poi ci sono delle sedie, ci sono i funghi, sta al caldo, insomma è un bel modo di passare il Natale ma anche il Capodanno, perché ricordiamo che è esteso anche il presepe si potrà visitare fino a tutto gennaio. Sì, fino al 31 gennaio e se mi permetti vorrei dare anche un'informazione di servizio, perché oggi purtroppo tantissimi non trovavano parcheggio, sembrava quasi di essere in piena stagione e abbiamo fatto una deroga per poter permettere di parcheggiare anche sul lato sinistro del lungomare, cioè il lato che normalmente viene utilizzato per la pista ciclabile, in modo da permettere ai turisti di parcheggiare in una zona abbastanza vicina al villaggio di Babbo Natale e al villaggio del gusto. Quindi siamo veramente molto contenti perché tutte le attività aperte sono contente di quanto sta fortunatamente avvenendo, anche perché ci sono turisti che vengono dall'Austria, dalla Germania, non solo a Lignano, ne abbiamo visti anche ad Aprilia Marittima, perché loro sono chiusi, noi in un modo o nell'altro siamo aperti, offriamo qualcosa e quindi sono qua e ci stanno facendo una bellissima pubblicità attraverso Instagram, Facebook, perché pubblicano tantissime foto su dei siti che sono proprio degli austriaci e dei tedeschi e quindi indirettamente abbiamo veramente un bel riscontro di tutto quello che abbiamo messo in campo. Quindi tutti questi addobbi natalizi che vengono fotografati, vengono fatti tantissimi selfie, poi escono davvero, vanno dappertutto, fuori regione, in Austria, si vedono dappertutto. Ancora settimane fa i preparativi erano già sui social, quindi davvero molto sentita questa manifestazione. Quindi promuovere Lignano in inverno per naturalmente una prospettiva estiva migliore. Sì, e questo grazie alla sinergia con il Comune, la Lignano Sabbiadoro Gestione, gli operatori, perché finalmente abbiamo capito che mettendoci insieme riusciamo ad andare veramente a fare delle cose egregie. Prima si utilizzavano troppi campanili, troppi orticelli, ognuno diviso dall'altro, quindi non riuscivamo a organizzare qualcosa in grande, invece l'unione fa la forza e quest'anno lo stiamo vedendo proprio toccando con mano. Tutto in sicurezza perché vedete anche le persone sono con la mascherina, qui sono in coda per le frittelle gettonatissime. Come sta andando? Mi pare bene, no? Tutto bene? Di dove siete voi? Di dove siamo? Sì. Siamo un'associazione di Basigliano. Di Basigliano, quindi della regione, state lavorando qui, quindi complimenti perché le vostre frittelle stanno andando alla grande, insomma, quindi complimenti. Qua dietro
ma adesso noi ve lo faremo vedere perché abbiamo già registrato. C'è il presepe di sabbia. Alla 18ª edizione il tema di quest'anno è legato alla figura di Dante. Molto suggestivo, davvero da visitare, naturalmente muniti di Green Pass e di mascherina, ma in anteprima ve lo facciamo vedere in questo momento proprio su Telefriuli. Lo vediamo assieme e poi ritorneremo in diretta da Lignano. Quest'anno si è colta l'occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, sommo poeta, padre della lingua e autore di una delle opere, dei capolavori più alti della letteratura di tutti i tempi. Si è colta l'opportunità per poter affrontare dei contenuti inediti e per poter di conseguenza sperimentare nuove tecniche espressive, nuovi linguaggi artistici. Dopo tanti anni di presepio più o meno tradizionale, certi stilemi si erano un po' esauriti, quindi soprattutto in vista di una volontà di attualizzazione e di poter far riflettere anche le persone, quindi oltre a offrire loro la bellezza delle sculture e far loro ammirare la bravura, il virtuosismo dei nostri artisti, si è cercato soprattutto di questi tempi di poter anche offrire con leggerezza dei momenti di riflessione. Quindi la contemporaneità di Dante è nota a tutti, un poeta di 700 anni fa che però ancora è attualissimo, che riesce a parlarci, che riesce a toccarci. E il suo viaggio è un viaggio all'interno dell'uomo in tutte le sue sfaccettature, quindi dall'abisso del male alle più alte vette del sublime, così un po' come il presepio anch'esso come la Divina Commedia è un percorso simbolico che l'uomo compie per raggiungere il divino, che consiste nella scena della natività, nel Natale e nella teofania nel paradiso dantesco. Così come anche il presepio con i suoi vari personaggi cerca di cogliere l'umanità in tutte le sue sfaccettature. I pastorelli presi nelle attività quotidiane quello sono, no? Rappresentano gli uomini e le donne nella loro quotidianità, nel loro essere, nella loro esigenza stessa che li fa vivere. E così Dante ha riempito il suo poema dell'umanità in tutte le sue gamme. E questo ha offerto appunto la possibilità di attualizzare alcuni personaggi del purgatorio e dell'inferno in maniera particolare, attualizzandoli. Quindi al posto dei presepi, dei personaggi del presepio, troviamo dei personaggi e delle situazioni della Divina Commedia, dell'inferno e del purgatorio. I due percorsi, quello presepiale e quello di Dante, poi culminano in una grandiosa scena finale, resa particolarissima da una grande scenografia virtuale curata dai 4 Rodoli di San Giorgio di Nogaro, e quindi lì le due strade appunto si uniscono e culminano in questa scena. Diciamo un presepe molto innovativo quest'anno e che culmina appunto con questa natività che è completamente diversa dalla tradizione, ecco. Si tratta di un Cristo risorto, cioè la statua, una statua di sabbia grandissima, maestosa, è un Cristo risorto e lo si vede dalle segni dei fori, dei chiodi sulle mani, un Cristo gravido, un Cristo che ha nel proprio ventre Maria in posizione fetale che a sua volta tiene in braccio il bambino. Questa scultura scioglie visivamente la preghiera di San Bernardo alla Vergine nel 33esimo canto del Paradiso, con la quale San Bernardo cercava di rendere il paradosso teologico di Maria, una creatura di Dio che contemporaneamente diventa la madre di Dio, quindi Vergine Madre, figlia del tuo figlio. Attorno a questa natività, che peraltro poi questo Cristo gravido, abbracciando questo proprio ventre con Maria e il bambino, traccia una sorta di orecchio. Qui l'allusione è al concepimento attraverso l'orecchio, di cui parlano alcuni testi cristiani antichi, per cui si dice che la Madonna concepì Gesù attraverso l'ascolto della parola di Dio. E quindi il messaggio è che anche noi possiamo fare nascere, crescere Dio dentro di noi, quindi rimanere in qualche maniera gravidi di Dio attraverso l'ascolto della sua parola. Attorno a questa natività si è creato appunto la scena del Paradiso, la Candida Rosa di Gustave Doré viene fatta girare grazie a questa meravigliosa scenografia virtuale, e crea appunto quella visione fatta di luce e di geometria che Dante ha cercato di rendere con la parola, quindi una parola nel ineffabile paradiso, insomma.
Un grandissimo lavoro da parte di diversi artisti. Sì, innanzitutto un grazie al maestro Antonio Molin, presidente dell'Accademia della Sabbia di Roma, e degli artisti che hanno lavorato insieme per quasi 40 giorni in questo presepe. Vorrei citare Charlotte Kostner, Michela Ciappini, Ornella Scrivante e Mario Vittadello. Un grazie particolare al maestro Franco Maschio di Maiano, che ha realizzato questa scultura, che è stata risposta in installazione, la fotografia è di carbone e i 4 dodo per la realizzazione della scenografia virtuale. 18ª edizione del presepe, sempre più anche innovativo, diciamo così, Mario. Certo, ormai Lara vi ha già descritto tutto, io semplicemente voglio ringraziare tutti i miei associati per il lavoro che hanno fatto, l'amministrazione comunale, tutti coloro i quali ci hanno dato la mano, la Lisagest. Molto brevemente il presepe rimarrà aperto fino al 31 di gennaio, dal 18 dicembre al 9 gennaio tutti i giorni, orario continuato dalle 10 alle 18, nei giorni precedenti e i fine settimana di gennaio vi invito a visitare il sito www.presepelignano.it. Eccoci qua di nuovo in diretta da Lignano Sabbiadoro. Avete visto il presepe di sabbia, questa 19ª edizione. Ho raggiunto il villaggio di Natale, ma soprattutto la casetta di Babbo Natale, e sto entrando, Paolo Bassi è già dentro, perché vogliamo farvi vedere come è stata allestita la casetta di Babbo Natale. Qui c'è anche il suo lettino, le ciabatte, ci sono i bambini naturalmente che arrivano qui per chiedere i doni e per sapere naturalmente se si sono comportati bene in questo anno e se meritano tanti doni. Babbo Natale è qui, è pronto con il cagnolino, c'è anche un cagnolino di Babbo Natale. L'assistente, come si chiama l'assistente? Si chiama Tortiglia, è un cane con problemi di identità perché si cree rena, però non ti preoccupare. Come sta andando? Questi bambini sono buoni, Babbo Natale? Buonissimi, buonissimi, e i bambini che vengono qui con me, tutti sono bravi. Poi abbiamo deciso che tutti i bambini dopo il Covid meritano tutti i regali, tutti i doni. E il cagnolino sta qui buono con Babbo Natale, nella casetta, guardate che bravo. E Babbo Natale naturalmente intrattiene i bambini, oltre che a parlare con loro, fa i palloncini, ci sono tanti regali, c'è anche, vedete, il fuoco, l'albero, insomma un'atmosfera tutta natalizia. Ma quanto è bravo! Cosa ha fatto? La motocicletta? Grazie Babbo Natale, grazie mille! Buon Natale e i tanti auguri, comportatevi sempre bene, non solamente Natale, sino tutto l'anno. Venite, facciamo una bella foto. Venite. La foto con Babbo Natale è richiestissima qui al villaggio di Natale, i bambini sono felicissimi, la casetta è davvero suggestiva. Con questo lettino si sta davvero bene. E allora adesso scendiamo. Io e Paolo, anzi prima Paolo, perché vogliamo farvi vedere proprio com'è il villaggio di Natale. Tante luci, la giostra, tanti giochi. Eccolo qua, vedete quante persone vengono qui con i bambini proprio per passare una giornata all'insegna del divertimento, perché ci sono tanti giochini oltre alla casetta di Natale e tante luci. Ma oltre ai giochi e al divertimento abbiamo visto prima, mi sposto di qua perché voglio farvi vedere in diretta e Paolo mi sta seguendo, questo angolo che sembra davvero di essere a Disneyland, perché ci sono le statue luminose dei cartoni animati. Paolo sta qui, mi raggiunge, vedete che i selfie sono gettonatissimi. Questo è il villaggio di Natale, tra poco ci raggiungeranno altri ospiti proprio per presentarlo al meglio, ma adesso andiamo a vedere un altro contributo filmato. Perché? Perché voi avete visto qualche casetta prima, abbiamo visto la casetta delle frittelle, ma anche di prodotti artigianali. Ma c'è una novità, perché per gli appassionati della tenda bara di Lignano Pineta c'è qui la casetta
proprio del Tenda Bar, in versione invernale e in versione natalizia. Allora andiamo a vedere la proposta del Tenda Bar qui al Villaggio del Gusto e poi ritorneremo in diretta invece dal Villaggio di Natale. Ho deciso quest'anno di partecipare al mercatino di Natale, al Villaggio di Natale di Sabbiadoro. Le nostre specialità sono i bolliti, l'hot dog, che è un classico ormai che ci segue da sempre, ma soprattutto bolliti, pulled pork, le rips, birra, bombardini e il vin brûlé che non manca mai in questo periodo invernale. Insomma, il Tenda in versione invernale mancava e questa è una bella opportunità per chi vuole passare il Natale qui, ma anche il Capodanno, perché voi siete aperti fino a gennaio. Sì, allora noi siamo aperti il weekend e dal 18 di dicembre al 9 di gennaio tutti i giorni e dopo di nuovo il weekend fino al 31 di gennaio. I ragazzi, come puoi vedere, sono in versione molto natalizia e soprattutto all'interno hanno il cappellino e hanno le stufette per scaldarsi, quindi ci siamo attrezzati nella versione invernale del Tenda, dai. E poi c'è la possibilità di sedersi comunque anche al coperto, quindi anche con brutto tempo c'è la possibilità di stare comodi, diciamo. Cioè, devo dire che quest'anno è stato organizzato molto bene, questa copertura trasparente fa sì che durante il giorno il sole illumina e riscalda e devo dire che se il tempo ci dà una mano sarà un bellissimo Natale, diciamo, sempre compatibilmente con questi problemi che ci sono attualmente, ecco. Tutti con naturalmente l'ingresso è con Green Pass, ma presentiamo anche il tuo staff che è presente qui oggi. Allora, presentiamo lo staff. In cucina troviamo Patrick e Mauro, devo dire i mastri. Poi in cassa il nostro responsabile, no? Vedi che sta prendendo ordini, e poi alle spine ci sono Alice e Giannone, che non si può non vedere vista la stazza. Ha tolto il cappello perché ha caldo ormai, no? È caldo, è tutto caliente, tutto caliente. Vi aspettiamo comunque dalle 10 del mattino alle 24, dal 18 di dicembre tutti i giorni e tutti i weekend di gennaio. Ciao ragazzi! Grazie a Paolo Bartolini per averci raccontato quello che è la loro casetta Tenda Bar, che naturalmente noi siamo abituati ad andare al Tenda Bar a Lignano Pineta, ma appunto c'è questa versione natalizia qui a Lignano Sabbiadoro. Ma una parte di presepe, Manuel, c'è anche a Pineta, è una novità questa? Sì, una novità di quest'anno, chiaramente anche oltre a un impianto di luminarie importante su Pineta, abbiamo in collaborazione con l'associazione Domeaghe e Savolon d'Aur, che ha la direzione artistica del presepe di Sabbia, dare un anticipo di questo presepe, e quindi in Raggio dell'Ostro c'è questa piccola natività, diciamo atipica, e non aggiungo altro, merita una piccola visita perché è qualcosa di veramente particolare per arricchire anche Lignano Pineta in questo Natale 2021. Questo è il villaggio di Natale, vedete queste statuine illuminate che tutti i bambini vanno vicino a toccarli, a fare le foto, sembra una piccola Disneyland questa zona di Lignano Sabbiadoro, ma le luminarie, gli addobbi natalizi si estendono dall'ingresso di Lignano fino a Riviera, Pineta e Sabbiadoro. E grazie al coordinamento del consigliere Mattia Poletto che è qui con me, e davvero complimenti perché l'impatto è davvero magnifico. Grazie, buonasera a tutti. Sì, quest'anno abbiamo cercato di dare una marcia in più su quello che è l'illuminazione natalizia, non solo della località, ma anche cercando di creare proprio il vero ambiente, il clima natalizio, perché secondo noi non bastano solamente delle luci che illuminano, ma proprio devono creare questo clima natalizio di cui tutti abbiamo bisogno dopo questi mesi difficili che comunque abbiamo passato, e anche il Natale l'anno scorso è stato un po' segregato in casa. Volevamo dare qualcosa in più per le famiglie che venivano nella nostra località, in modo che potessero trovare un clima favorevole, una situazione piacevole anche per i bambini. Esatto, e qui ci sono davvero tante possibilità per i bambini, perché c'è la giostra, che la giostra è sempre qui in realtà,
Qui ci troviamo nel parco San Giovanni Bosco, di fronte al Duomo di Lignano Sabbiadoro, per farvi capire dove ci troviamo in questo momento. La giostra c'è sempre, però ci sono altre giostre qui e anche i gonfiabili, c'è un po' di tutto oltre alla casetta di Babbo Natale, oltre alla pista di pattinaggio che è stata spostata, generalmente era vicino alla Terrazza Mare, quest'anno invece è di fronte al Duomo. Sì, allora quest'anno abbiamo pensato di implementare l'offerta per le famiglie appunto realizzando questo villaggio di Babbo Natale, dove c'è la casetta di Babbo Natale, dove tutti i bambini possono venire a portare letterine, a salutare Babbo Natale fino a Natale, poi il Babbo Natale si trasformerà in un intrattenitore che continuerà a far giocare i bambini con spettacoli di magia fino alla fine della manifestazione, e in più, oltre alla giostra cavalli che è sempre stata qui, abbiamo inserito delle altre giostrine sempre per dare modo ai bambini di avere un'alternativa che non fosse solamente il presepe di sabbia, che ormai da tantissimi anni che lo facciamo, oppure il villaggio del gusto, che magari è dedicato a un pubblico un po' più adulto. Quindi abbiamo inserito un gioco gonfiabile sempre sul Natale, un simulatore virtuale sempre sul Natale, un'altra giostrina, e abbiamo spostato qui la pista di pattinaggio, che quest'anno è una pista importante su ghiaccio vero, in modo da creare un villaggio unico dove tutta la famiglia può passare una giornata allegramente e i bambini possono divertirsi. Poi ci spostiamo, vi faremo vedere anche la pista di ghiaccio, ci sposteremo, tanto è qua davanti, ma se appunto la regia di Francesco Snidero ripropone anche le immagini dall'alto di Lignano, vorrei appunto farvi capire quanto è importante anche il lavoro che c'è dietro per l'illuminazione, la gestione e il coordinamento di tutti questi addobbi natalizi che, come vi dicevamo, partono dall'ingresso di Lignano per proseguire Lignano Riviera, Lignano Pineta, e qui è un impatto dall'alto bellissimo. Anche Terrazza Mare è illuminata, è davvero magica. Sì, allora diciamo che quest'anno abbiamo iniziato a pensare all'illuminazione natalizia ancora in estate, e insieme agli uffici abbiamo iniziato a fare dei sopralluoghi con delle ditte per farci fare delle offerte, delle proposte anche, perché chiaramente bisogna sempre affidarsi a dei professionisti, e quindi già ad agosto eravamo sul campo, mentre la gente era in spiaggia e si godeva l'estate, noi eravamo in campo pensando al Natale, all'illuminazione, che sicuramente voleva essere di impatto visivo nella zona centrale, dove abbiamo il centro vivo, quindi già qui dal villaggio di Babbo Natale a Piazza Fontana, al villaggio del Gusto, a Terrazza Mare, ma dare anche un'impronta già dalla rotonda d'ingresso, come si diceva, per chi arriva a Lignano, e anche chiaramente sulle altre zone di Lignano. Chiaramente non è facile coprire tutta la località perché è molto ampia, però abbiamo cercato di coinvolgere i punti strategici con qualcosa di simbolico, che sia un albero importante o che siano degli addobbi su alberature esistenti, per cercare di dare comunque una continuità su quello che è un progetto. Speriamo di poterlo ampliare e dare un risultato sempre migliore nel corso del tempo, insomma. Noi abbiamo alle spalle Pluto, poi c'è Mini, c'è Topolino, però da questa parte, Paolo, probabilmente l'hai già ripreso, c'è un'altra giostra, perché il parco San Giovanni Bosco è sempre naturalmente ricco di giochi, di bambini, anche d'estate, ma appunto è stato implementato con altre giostre. C'è anche il trenino, cioè davvero ci sono tantissimo intrattenimento per i più piccoli, ci sono le frittelle che sono gettonatissime, e tra poco ci sposteremo con il nostro Paolo e con altri ospiti verso il Duomo per farvi vedere proprio la pista di pattinaggio e anche un'altra area, praticamente quella vicino al Duomo di Lignano Sabbiadoro. Quindi direi di andare in pubblicità, Paolo, perché così altri ospiti ci stanno attendendo alla pista di pattinaggio proprio per farvela vedere, ma per parlarvi anche di altre iniziative, quelle che sono le iniziative culturali di Lignano Sabbiadoro. Ringrazio Mattia Poletto, il consigliere comunale che è stato qui con noi, Manuel Rodeano, presidente di Lignano Sabbiadoro Gestione. Intanto se la signora saluta, buon Natale signora! E andiamo in pubblicità tra poco. Eccoci qua di nuovo assieme in diretta per raccontarvi ancora quello che è Lignano da Mare in questa nuova veste natalizia di Lignano Sabbiadoro. Ve l'abbiamo raccontata, vi abbiamo fatto vedere anche il presepe di sabbia, vi abbiamo fatto vedere anche le vie del centro così luminose, così
colorate, ma questo è arrivato il momento di far vedere anche la pista di ghiaccio che avevamo nominato prima. Il nostro Paolo Bassi adesso la riprenderà, vedete che ci sono tanti ragazzi che stanno pattinando. E questa è un'altra offerta, diciamo. La pista si trova proprio di fronte al Duomo di Lignano Sabbiadoro. Mi ha raggiunto anche l'assessore alla cultura di Lignano Sabbiadoro Ada Iuri, che ringrazio tantissimo per essere qui, perché siamo di fronte al Duomo anche per presentare dei concerti che si terranno al Duomo. Buonasera Ada e grazie. Buonasera Alexis. Allora, cultura è un po' tutto, direi, no? Perché cultura è il pensiero di Natale per la città. Quindi alla cultura hanno contribuito tutti. E fare cultura vuol dire avere questo splendido pubblico che ci fa compagnia e che onora la città nelle sue luci e nelle sue cose. In effetti ci saranno due concerti in chiesa, perché Natale non è Natale senza un po' di musica, insomma. E il 20 dicembre avremo ospite il maestro direttore di coro ed orchestra Luca Bonutti con il coro Natissa di Aquileia e un gruppo orchestrale per musiche di Natale e un concerto classico. Mentre il 22 il concerto sempre in chiesa, organizzato dall'Associazione Musicale Insieme per la Musica, che presenta un giovane gruppo orchestrale e corale di Trieste. Sono solo 2 momenti che però insomma fanno un po' raccoglimento intorno a tutte queste meravigliose cose che quest'anno Lignano ha voluto offrire ai suoi ospiti. Che impatto visivo, emozionale c'è per chi vive a Lignano vedere questi addobbi, queste luci? Ma molte persone pensano che a Lignano d'inverno non ci sia niente, sia difficilissimo vivere. In effetti da qualche anno il Natale ha una sua dimensione di paese, di famiglia, di luogo dove potersi trovare anche se non si può proprio andare in vacanza lontanissimo. È un impatto soprattutto di calore, di ritrovarsi con amici, di essere in una Lignano spaziale, bellissima. Quest'anno credo che sia proprio la città della luce, assolutamente, senza dubbio. Hanno collaborato in tanti, c'è un Mattia dietro a tutte queste luci che riscaldano la città, ma veramente sono luci che vogliono portare un ottimismo nuovo, una speranza nuova per un anno assolutamente che deve essere migliore. Sta arrivando anche Don Angelo Fabris, lo vedo, magari faremo un segno con la mano per fargli capire dove siamo, proprio perché questa diventa una piazza ancora più... che si è sempre avuto da anni, fare in modo che la piazza della chiesa, che poi passa sotto Piazzale San Giovanni Bosco, sia il centro della comunità. Qui vedi un sacco di bambini, di famiglie che vanno, vengono, parlano fra loro, giocano, si divertono. Questa pista pattini davvero è veramente un punto di arrivo notevole. Ed è proprio in una location strategica, centrale di Lignano. Ci ha raggiunto Don Angelo. Buonasera, grazie per essere qui, perché anche con Ada, l'assessore, abbiamo parlato di quanto sia importante questa piazza anche per la comunità proprio davanti al Duomo. È un po' il cuore di Lignano, ed è bellissimo che sia così illuminato, pieno di gente, pieno di bambini felici, e tutte queste luci mi danno l'impressione che la speranza si sia riaccesa, ne abbiamo proprio bisogno, ed è un anticipo di Natale straordinario, e mi offre l'occasione per augurare a tutti davvero di cuore buon Natale. Che significato ha il Natale oggi, dopo anni così difficili di pandemia? Forse è ancora più sentito? E apre una finestra alla fiducia, al coraggio, alla speranza, alla voglia di ricominciare a vivere, a stare insieme, a sorriderci finalmente, a parlarci con rispetto, con delicatezza. Il Natale è un invito veramente a tutto questo, e credo che sia un'occasione importante per ripartire. Ti
saranno dei concerti al Duomo, ci saranno momenti naturalmente di incontro, la Santa Messa che non può mancare alla vigilia. Sì, abbiamo i momenti tradizionali della vigilia di Natale, abbiamo la messa con i bambini la sera di Natale alle 18, davvero un appuntamento molto importante, e poi tutti i concerti e i vari momenti anche di carattere culturale. È un modo anche di ritrovarsi, no? È un modo di ritrovarsi, abbiamo bisogno di stare insieme. E io dico, vero Ada, di sorriderci un poco di nuovo, ne abbiamo proprio Anche con le mascherine, perché si vede. anche con le mascherine, ma si vede, si vede. Aspetta, Ada. Nel sorriso vincono gli occhi, in ogni caso. Ada, io ti ringrazio, ci troveremo sicuramente per gli auguri natalizi, anche il presepe di sabbia insomma è una tradizione, però diciamo che tutta Lignano è natalizia, perché dall'ingresso fino a Sabbiadoro è tutta una luce. Chi ha fatto il lavoro quest'anno davvero l'ha fatto da Riviera a Sabbiadoro, che nessuno abbia da dire io ho meno luci di te. Don Angelo, anche il presepe l'abbiamo presentato prima, insomma anche quella è una tradizione che non può mancare qui a Lignano, il presepe di sabbia. Il presepio di sabbia è una tradizione importante e come sempre anche quest'anno un presepio che fa pensare. È diverso dai presepi tradizionali, ma è davvero per tutti un'occasione per riflettere, per pensare alle cose importanti della vita, di cui il Natale naturalmente è portatore. Fa pensare quindi da interpretare, ognuno può trarre una propria interpretazione. Sì, naturalmente c'è un'interpretazione, ma ognuno può dare la sua interpretazione, può leggere a modo suo questo presepio di sabbia. È davvero molto bello, a me è piaciuto tantissimo, devo dire. Don Angelo, la ringrazio, noi siamo in chiusura, quindi mi sposto verso il sindaco e il consigliere Mattia Poletto. Mattia, i complimenti ti sono arrivati anche dall'assessore Ada Iuri, le immagini poi dall'alto fanno ancora evidenziare quanto bella sia Lignano, non solo d'estate ma anche in inverno. Ricordiamo anche la casetta di Promoturismo, nelle immagini proprio la vedete, è in mezzo alla spiaggia, vicino a Terrazzamare, e lì c'è la possibilità di acquistare gli ski pass, ma anche dei gadget con i simboli di Lignano. Sì, abbiamo voluto insieme a Promoturismo insomma, pensare anche a un punto di divulgazione delle conoscenze del nostro territorio, e infatti là c'è una grande attività da parte degli operatori di Promoturismo, non solo nella vendita degli ski pass, ma anche nella distribuzione del materiale e nella comunicazione di quello che è già la programmazione della prossima stagione turistica, e devo dire insomma, che noi stiamo lavorando a più non posso, anche perché ci saranno le elezioni, e quindi io ci tengo particolarmente a lasciare un'amministrazione che abbia un palinsesto e delle attività, oltre che naturalmente a tutte quelle che sono le procedure amministrative avviate proprio per la stagione turistica. Io penso quindi un grande lavoro di tutti, anch'io ovviamente mi associo ai complimenti che sono stati fatti al consigliere Poletto, che veramente si è impegnato come non mai per riuscire a regalare, penso a tutti noi, un Natale così bello, così illuminato e così come motivo di speranza proprio per affrontare il futuro ancora più forte di prima. Ecco, e vedete l'immagine di questa piazza luminosa dove appunto ci sono tante giostre, ma c'è anche la possibilità di mangiare le frittelle, insomma ci sono davvero tante cose qui a Lignano Sabbiadoro da fare in questa zona, ma poi anche abbiamo visto il villaggio del gusto, il presepe di sabbia. Io ringrazio anche Mattia Poletto che andrà a pattinare. Sì, prima o poi andrò anch'io. Non ho ancora sperimentato, ma andrò anch'io. Proverò anch'io, chi lo sa, nei prossimi giorni. Ringrazio anche Ada Iuri che è stata qui con noi, che ha lanciato naturalmente i concerti natalizi. Ringrazio il sindaco Luca Fanotto, tutti quelli che sono intervenuti nel corso della trasmissione, Paolo Bassi qui con me e la regia di Francesco Snidero, e vi lasciamo con gli auguri di buon Natale e con il video promozionale di Lignano da Mare che vi sintetizza quello che è Lignano da Mare in questa edizione, in questa Lignano coloratissima, luminosa e con un'atmosfera davvero molto molto bella, molto suggestiva. Vedete quanta gente c'è oggi che è domenica, quindi figuriamoci verso Natale. Grazie a tutti, buon Natale, e Lignano da Mare vi aspetta fino al 31 gennaio.
Questa trasmissione è stata offerta da Lignano Sabbiadoro Gestioni.